Buon viaggio, share the love, così canta Cesare Cremonini che abbiamo appena ascoltato insieme su Radio In quando sono le 9:35 minuti e con Ivan Scinardo siamo nel cuore di questo Open Day Cinema. Sì, perché stiamo per collegarci con il regista Ivano De Matteo, perché è in sala un film dal titolo Mia. Ricordiamo Ivano De Matteo è un bravissimo regista, sceneggiatore, autore. I suoi film Gli equilibristi e I nostri ragazzi. Mi ha molto colpito il suo film, non l'ho ancora visto, ma ho ricevuto una cartella stampa davvero robusta da parte dell'ufficio stampa, e quindi fra pochi istanti Ivano si collegherà via Skype in video, perché lo stiamo chiamando appunto dalla regia per effettuare questo importante collegamento. Devo dirti, Eliana, dalle immagini che vedrai nella diretta Facebook del trailer, ti renderai subito conto anche dell'importanza di come i genitori affrontino determinate tematiche e delicate tematiche dei loro figli, per cui Vuoi vedere insieme il trailer per aprire questo spazio, così sì, apriamo insieme sì. ufficialmente questo argomento? Per fare questo, come sapete, ovviamente iniziamo dalla musica, arriva Christina Aguilera con Ginny in a Bottle, era il clima degli inizi degli anni 2000, ma noi ci spostiamo su Facebook. Ed è qui che possiamo guardare insieme questo trailer. Noi andiamo, poi diciamo a mamma che ci prendiamo qualcosa al Mac. Vengo a prendere io. No, scialla, andiamo tutti insieme. Magari Mia stasera può dormire da me. Magari pure no. Dai. Vi siete divertite? Tanto. Ancora. Non fumo. Ti ho già visto, ma che vai, Platone? Sì. Ho detto a tua madre che questo fa tipo lo streamer. Sì, vabbè, è tipo uno youtuber. Ah, tipo Adesso youtuber, sì, certo. Tipo YouTube. Sergio, sei innamorata, è normale. Ma cosa è innamorata? È una bambina, ma è innamorata di gli telefona 50 volte al giorno. La soffoca, ecco. Devi venire. Tanto ho detto non mandava. Non andava a te o non andava a lui? È morboso, vale. Niente, pure paura. Ti prego Marco, basta. Me lo tolgo. Mi fai fuori, ma chiamami, è sempre l'ultima. Non è venuta oggi. Guarda, io non ce l'ho con te. E me qual è il problema? Il problema è che mia è una ragazzina, è piccola. Deve fare sport, deve andare alle feste, si deve vedere con amiche sue. Sì, ma quali amiche? Quel gruppo di Troia? Ma tanto lei è mia. Ok, non è più tua. Io voglio vederla che esce, che fa tardi, che entra di nascosto. Voglio che si trucca, che fa le telefonate sceme con amiche sue che non capisco. Eliana, Eh. immagini toste, immagini forti. È un film che intanto per tutta la famiglia è un pugno allo stomaco, così lo hanno definito i critici, e racconta l'amore tossico di una quindicenne. C'è una giovanissima attrice esordiente che è Greta Gasbarri, ma anche l'amore che i suoi genitori provano per lei e l'impotenza di un padre, interpretato da Edoardo Leo, che a un certo punto non sa più cosa fare né come proteggerla. Dicevamo, è una storia semplice di una famiglia felice, ma entra violentemente un ragazzo dentro questa famiglia, un manipolatore che stravolge la vita di questa giovanissima quindicenne, meravigliosa, solare, e gliela rende un incubo. Noi dobbiamo tornare in diretta in FM nel frattempo.
Ed eccoci tornati in diretta su Radio Ini, Mascinarde ed Eliana Chiavetta, questo è Open Day Cinema e come sempre vi raccontiamo tanto che è legato al mondo dell'audiovisivo, passiamo dalle rassegne ai film in uscita, sono tantissimi gli argomenti che affrontiamo ogni giorno e in questo caso abbiamo avuto l'opportunità in diretta streaming sulla nostra pagina di Facebook di mostrarvi il trailer di questo nuovo film dal titolo Mia e dobbiamo dire che è stato definito un pugno allo stomaco ed effettivamente già le immagini del trailer ci restituiscono questa forma di sofferenza, di impotenza, di dolore di una famiglia che viene totalmente messa a soqquadro da un amore tossico di una giovane adolescente. Eliana, la storia di Mia è la storia di tanti, troppi adolescenti, il loro strazio e soprattutto il dolore di Sergio e Valeria. Ecco la foto che campeggia alle nostre spalle, molti genitori che hanno vissuto anche esperienze simili. È un film molto duro, farà molto discutere ed è per questo che appunto ne vogliamo parlare con il regista, ma abbiamo delle difficoltà nel collegamento. La regia è molto salda in questo film, soprattutto quando maneggi argomenti che riguardano appunto quella che viene definita la psicologia dello sviluppo. Sai che la fase adolescenziale è sempre in assoluto considerata la più complicata fra le fasi della vita, perché il passaggio da bambino ad adulto e quindi quando si parla di manipolazione, in questo caso il giovane che vedete alle spalle è colui il quale entra prepotentemente nella vita di questa ragazza, di una quindicenne, è davvero un pugno allo stomaco. È un film che ti invita tanto a riflettere, ma soprattutto l'obiettivo del regista, degli sceneggiatori è quello di far prendere consapevolezza alle tante famiglie che vivono il dramma a come magari affrontare. Leggo testualmente: è una pellicola che fa male e quando finisce lascia delle ferite. Beh, Sono delle ferite profonde, sono quelle fasi della vita in cui il dialogo all'interno di una famiglia diventa complicato, perché per un figlio adolescente ascoltare i genitori è scomodo, è inutile, no? Sono delle parole forti un po' per indicare anche la percezione. I bambini ascoltano i genitori, io sono grande, faccio di testa mia, riassumiamo in una frasetta di questo tipo. Eppure però è proprio in questi momenti che si possono consumare i drammi più bui ed è in questi momenti in cui c'è bisogno di un aiuto importante che possa provenire da fonti diverse, ma che possa riuscire a talvolta anche a salvare delle vite, perché non sai mai cosa possa accadere in queste fasi. Eliana, io ho scelto 2 frammenti anche di film. Noi dobbiamo dare spazio alla musica, così stabiliamo il collegamento con il nostro ospite mentre c'è Arisa su Radio In. Magari ci vediamo una delle 2 clip. Abbiamo l'ospite, vediamo se riusciamo a sentirlo mentre siamo in diretta streaming su Facebook. Ivano, buongiorno. Buongiorno. Scusaci, forse ti abbiamo tirato giù dal letto mattina presto. No, è che ieri avevo a luna di notte, stavo a Lignanotte, quindi ho fatto io sono un po' addormentato, ma sono pronto però. Sei super intervistato, ci siamo permessi, Ivano, di raccontare un po' questo film. Io parlo da genitore con 2 figli adolescenti, è davvero un film che correrò a vedere in sala, perché è la storia di un amore tossico. Ivano, come ti scrivevo, il nostro format è molto seguito da giovani cineasti, giovani filmmaker. Ecco, mi interessava capire quando è partita la scrittura del film e che tipo di impulsi hai avuto nello scrivere questo testo così complesso e di grande attualità. Guarda, l'input è stato, come dici tu, il fatto anche di avere dei ragazzi di quell'età. Abbiamo una ragazza di 16 anni che oltretutto ci ha anche aiutato nello slang, nella costruzione di alcune scene, diciamo dal punto
neologismi, la costruzione appunto anche di alcune caratteristiche che poi vanno a comporre alcune scene del nostro film. Poi abbiamo anche il ragazzo di 21, quindi diciamo, l'età dei protagonisti ce l'abbiamo in casa. Quindi è stata veramente, non dico una necessità, ma una voglia da parte mia e della mia compagna con la quale scriviamo insieme esattamente, di raccontare questo mondo che per noi insomma è vicino perché li abbiamo in casa, ma è molto lontano a livello proprio comunque di sensazioni, di emozioni, che non potrà mai essere come la nostra adolescenza. Ogni adolescenza è il proprio periodo, considerando che in questo momento attuale c'è stato un grosso cambiamento, anche considerando appunto i 2 anni di blocco totale per noi tutti. Credo che è un momento molto difficile, di grandi fragilità, anche soprattutto per ragazzi e ragazzi che hanno diciamo 15 anni, 16 anni, ecco, che la nostra protagonista ha 15 anni, nella vita anche, anzi adesso ce n'ha 16, ma quando giravamo ne aveva 15, ecco. Noi siamo in diretta streaming in questo momento sulla nostra pagina Facebook, fra pochi istanti passeremo in FM, però abbiamo il tempo per vedere una clip che dura appena 1 minuto proprio per entrare nel cuore di questo film, guardiamoli insieme. Dammi il coso, vado al volo. Ma non la fai la colazione? Hai lasciato tutto qua? No, sto in ritardo. Senti, ma... sto ragazzo, no? Che ragazzo? È pittore. Vabbè, dai, avevi detto discorso chiuso. Sì, discorso chiuso. Caro, mi è costato farlo cancellare. Vabbè. No, perché ho guardato su internet, mi ha detto tua madre che questo fa tipo uno streamer. No, che non ho capito come... Sì, vabbè, è tipo uno youtuber. Ah, tipo Adesso youtuber, parla. sì, certo, tipo youtuber. Come no? Ciao, pa. Ciao. Tipo youtuber. Che io non ho capito un cazzo della lavoro. Siamo in collegamento con Ivano De Matteo, il regista di Mia. Abbiamo visto poco fa il trailer, adesso un estratto da questo film e stiamo commentando una dura realtà che potrà far riflettere su temi che non sono poi così scontati. Assolutamente, e sono temi molto comuni. Sono certo che migliaia di genitori in Italia quotidianamente, Ivano, affrontano questo tipo di esperienze. Mi incuriosisce molto anche l'effetto che sta avendo il pubblico dopo aver visto questo film, Ivano. Che feedback ti arrivano? Beh, diciamo, noi pensavamo diciamo che avessimo toccato un tema molto delicato, perché chiaramente oltre noi siamo una famiglia con i ragazzi, ma ce ne stanno tante, ce ne sono moltissimi, e non solo, anche chi non ha figli, comunque è stato genitore, o comunque ha un nipote, o comunque ha un amico, quindi è un tema che diciamo tocca molto. Non ci aspettavamo questa grossa risposta anche dei giovani, perché la cosa difficile è portarli al cinema. Ecco, riuscire a portare comunque nello stesso momento, stiamo organizzando delle proiezioni, adesso siamo stati a Milano, a Bologna, a Roma, adesso andremo domani a Genova, andremo a Napoli, ad Ascoli, ma stanno arrivando tante richieste di licei, di associazioni contro la violenza sulle donne, contro la violenza in genere, il bullismo, e stiamo organizzando delle proiezioni per esempio con i genitori in una sala, i ragazzi in un'altra, poi ci incontriamo in un'unica sala e ne parliamo insieme a psicoterapeuti, a psicologi, che poi lo psicologo non è soltanto per i ragazzi, cioè lo psicologo è anche per noi, anzi soprattutto per noi. C'è quell'impotenza che tu dici devo chiedere a qualcuno, se non altro un consiglio, perché è un film che non dà risposte, è un film che pone molte domande, soprattutto a noi genitori, però è bello quando per esempio alla fine della proiezione c'è questo incontro e quindi si va a creare un po' quel contatto, no? Perché anche è un film sull'incomunicabilità, l'incomunicabilità data
per tanti motivi, ovvi, anche appunto la differenza d'età, lo scontro generazionale, perché insomma, di fatto è una storia d'amore, e il primo grande amore appunto è quello, ecco, se parliamo un po' dei personaggi, il primo grande amore è l'amore che ha la ragazza di 15 anni verso il padre, che è il suo primo uomo, no? È innamorata di lui, è il suo principe azzurro, e poi giustamente ci sarà il primo grande tradimento che subirà il padre, se lei andrà a cercare il suo altro uomo. Questo credo che sia nei saggi della psicologia, che ne so, freudiana. È vero, è vero. E io lo vedo, quindi, e lui c'ha, diciamo, la speranza che questo nuovo uomo con il quale verrà tradito possa essere come lui, se non molto meglio. Ecco, nel nostro film non è meglio di lui probabilmente, ma forse è molto peggio, e quindi si innesca questo dramma dove il papà affronta in un modo più animalesco, più istintivo, sbagliando anche secondo i punti di vista, e la mamma in modo più razionale. Ecco, quindi anche la famiglia un po' in qualche modo si spacca. È una bomba che esplode all'interno Sì, del nucleo sì. familiare, difficile da tenere a bada questo momento della deflagrazione. Ma noi siamo arrivati alle 9:50, quindi vi devo chiedere qualche istante per andare in pubblicità. Poi torniamo insieme, vogliamo minuto. vedere anche un'altra clip e continuare a parlare con il regista di Mia, e vogliamo continuare ad entrare in questo film. Torniamo fra poco, sempre in diretta su Radio In. Eccoci tornati, finita la pubblicità, ci concediamo, abbiamo detto, qualche istante per continuare a guardare le immagini. Ringraziamo ovviamente per aver avuto l'opportunità di mostrare anche al nostro pubblico queste immagini mentre il film, ricordiamo, è ancora in sala, quindi guardiamo insieme. No, ma non puoi capire che scena. Ma proprio la baciava, se la toccava tutta. Lo sono ritrovato davanti, mi ha preso un colpo. A momenti faccio un frontale con uno. Esagerato. Ma che ti ridi? Ma cosa ridi? Ma a te ti sembra normale? È stato qua sotto l'altra sera 2 ore. Guarda che l'ho visto dalla finestra. È scritta sul marciapiede e gli telefona 50 volte al giorno. Secondo te è normale? Ma che io ti chiamavo 50 volte al giorno a te? No, però manco ci stavano i cellulari. Ma che vuol dire? Sergio, sei innamorata, è Innamorata? normale. Ma cosa è innamorata? È una bambina. Ma innamorata di chi? Sì, una bambina. Guarda che mia c'ha 15 anni, Appunto, e lui 20. E beh, Beh, è meglio che non penso a quello che mi veniva a mente a me a 20 anni quando stavo con una. a parte che stavi con me, e poi dimmi un po' che ti veniva a mente. Te lo dovresti ricordare. Ricordatelo. Io ci sto male comunque, cioè tu fa quello che ti pare, ma a me mi è venuto un groppo proprio, cioè mi viene da piangere, mi viene. Ma per davvero, non per finta. Madonna Sergio, quanto sei tragico. Guarda che Marco è un ragazzo bravo. Pure. Aiuta pure il padre sul lavoro. Meno male. Poi non ho capito una cosa, ma perché tu sai tutte queste cose e io non so mai niente? Perché tu ne vuoi sapere? Il padre c'ha una concessionaria, la stessa dove ci abbiamo comprato la macchina. Ah, io gli ho dato pure i soldi a questo. Ah, andiamo bene. Ma senti un po', quando stavi con quella, no? Che c'avevi 20 anni, ma che facevi? Che devi fare? Ah, vale, no, dai, che entra, ci manca solo questa. Non mi va a scherzare su sta cosa. Dai, ventenne, fammi sentire il vabbè, ventenne. finisci per cortesia. Ma che cosa ridi? Con nuvole in testa, ma nel frattempo in diretta streaming sulla nostra pagina di Facebook abbiamo visto alcune immagini di Mia, uscito da pochissimi giorni in sala. Noi siamo in collegamento con il regista Ivan De Matteo. Ivan, stiamo raccontando un film, lo abbiamo definito in tanti momenti duro. Ci dicevi come siano arrivate tante richieste anche da parte delle scuole, perché è un film dedicato ad entrambe a tutte le parti coinvolte in questa vicenda. Ma poi guardando questa
queste clip, che è un po' la parte centrale dove avviene un po' lo snodo del film, perché nella scena prima c'è una parte appunto dove si comincia a notare il cambiamento del ragazzo, ma in questa ancora rimane quel sapore un po' di commedia che ho voluto dare, nel senso, perché in realtà la storia, diciamo, nel quotidiano c'è anche la parte commedia, nel senso lì ci sono io, l'alter ego di Sergio che si fa i TikTok con la figlia, quindi diciamo che fai tra virgolette il deficiente, come vi faccio dire, situazioni dove lui chiaramente vede la figlia che si bacia e quindi dice stavo per fare un frontale con uno, cioè quella parte paradossale dell'uomo che sembri quasi un bambino, appunto si vede tradito da un altro uomo come lui, perché di fatto è un altro uomo come lui che ha le stesse dinamiche, nel senso che all'inizio lui dice di non truccarsi, non la fa uscire, non devi vedere quelle amiche, e in realtà è esattamente quello che fa l'altro ragazzo, fino ad un certo punto ritornare e dire no, io voglio che si trucca, voglio che esca, voglio sentirla fare le telefonate stupide con le amiche, insomma in qualche modo, come dire, quel DNA maschile che a volte è la parte un po' brutta dell'uomo, si ritrova anche in quel personaggio, quindi diciamo che ci sono varie parti che è una commedia, fa sorridere in sala, si sorride, certo. Dovessi dire che è un film che fa ridere, no, probabilmente no, forse fa più piangere. Era soltanto per dire che è una storia d'amore, quindi una grossa storia d'amore, nelle varie declinazioni, l'amore per il marito, per con l'amore, quindi ci sono delle situazioni che fanno sorridere, l'amore per il padre e per la figlia, l'amore di Mia per la sua amica Anna, perché l'amicizia è un grande amore, forse è l'unica che tenta di aiutarla, e poi c'è l'amore col suo fidanzato, con questo Marco, in realtà quello è l'amore, quello, diciamo, come lo chiamano, tossico, malato, patologico, che non va bene, ecco, ma in realtà è una grande storia d'amore, una grande storia d'amore ci stanno i momenti in cui si ride, i momenti in cui si piange, probabilmente la bilancia pende più da quello dove si piange, ma soprattutto perché probabilmente ci si riconosce in alcune dinamiche familiari. Ivano, io davvero ti devo ringraziare anche da papà, perché mentre guardavo le clip con Eliana, ma soprattutto questa settimana preparando questa intervista e vedendo le 5 clip, i 5 frammenti di film, ho voluto scegliere la seconda e la quarta clip proprio perché per certi aspetti ho avuto un po' una trasposizione, una sorta di proiezione nel personaggio del papà, e questo ovviamente avrai avuto un grande riscontro fra il tuo pubblico. C'è questa scena che hai raccontato magistralmente del papà dentro la macchina che a distanza vede amoreggiare la propria figlia. È una scena che da papà non ti nascondo che ho vissuto anch'io, e quindi è fortemente anche presa di coscienza, ma anche terapeutico questo film. Sicuramente aiuterà molti genitori anche a non entrare in crisi, perché c'è anche questo aspetto che forse velatamente tocchi tu e la tua compagna nella sceneggiatura. Ma io il cinema credo, allora, intanto sono convinto, perlomeno il mio cinema, il cinema che facevano, che non potrà cambiare le sorti del mondo, non potrà cambiare nulla, però insomma sono convinto invece che la funzione del cinema sia accendere dei fari, delle luci su alcune problematiche. Ecco, questa noi pensiamo, ripeto, non da autori o da sceneggiatori o da registi, ma da genitori, che sia una problematica sopita, sotto, nascosta, dove non se ne parla, accendendo la luce, facendo anche queste proiezioni, ci stiamo accorgendo che per esempio in sala alzano la mano dei ragazzi e raccontano le storie di loro amici o che hanno vissuto storie simili, non dico fino ad arrivare all'epilogo nel nostro film, ma storie simili, sì, il campanello d'allarme non è tanto il revenge porn che poi di cui si parla poi diciamo a 3/4 del film, ma è già il campanello d'allarme di ascoltare un ragazzo, sentire un ragazzo che dice non truccarti, non vestirti, non andare lì, che comunque fa questa pressione psicologica, che fa c'è questa sopraffazione, no? Che comunque per una ragazza in quel momento sembra quasi naturale. Questo comunque è un retaggio, no? Diciamo, dell'imposizione sarà fatta dall'uomo sulla donna, quindi dice beh, ma è naturale, forse che cosa faccio? Non è niente di male se mi tolgo il rossetto, se non parlo più con quella, tanto lui mi ama, mi vuole bene, magari mi fa piacere se non vado a ballare. Ecco, quello è un campanello d'allarme perché va ad isolare
una persona, e allora è più difficile, allora lì c'è bisogno o delle istituzioni, dei professori, di qualcuno, ma forse ancora di più delle amiche, ma non con un messaggino con la faccina ti voglio bene, ti amo, no, che va lì e prende a calci la porta e la trascina fuori di casa, ok? Che la trascina fuori di casa perché la faccina e l'abbraccino del cuore non serve a nulla, e soprattutto che forse un po' prima, ripeto, forse più delle amiche, ma un po' prima quel campanello d'allarme lo dovremmo sentire noi e tentare di parlare. Ecco, lì forse è più complicato perché toccare, diciamo, alcuni temi con i propri figli è più complicato. Però detto ciò, mi auguro che, insomma, che col tempo e con questo film si possa creare, ricreare, insomma, quel cortocircuito, quel gap che stai creando, magari una piccola parola, una domanda, oppure dopo il film dici, sai, forse mamma o papà o amica, quello che vuoi, sto passando una cosa simile, qualcosa di simile, ecco. Guarda, noi quello che diciamo ma da genitori, non mandarmi la faccina, non mandarmi l'abbraccino, se vedi che non esco, non vengo più in palestra, non ti parlo più, c'è qualcosa che non va, bussa a casa e tirami giù dal letto col pigiama buttata là sopra che non esco più. Ecco, questo è un po', lo dico proprio da un consiglio che do io, tra amici, ecco, non lo dico al pubblico, che non sono nessuno, non sono né psicoterapeuta, non sono niente, sono un genitore che sbaglierò pure magari a prendere a tirarla fuori dal letto, non lo so, dico che forse fisicamente nel senso proprio guardandoci negli occhi forse è più facile provare a trovare delle risposte o dei modi per uscire da situazioni buie. Molto buie, è un buio che ha bisogno di essere illuminato, è un buio dal quale da soli è molto complicato riuscire ad uscirne, quindi Ivano, noi ti ringraziamo per avere puntato dei riflettori enormi con il tuo film, con Mia, su una problematica così profonda, ecco. Che oltretutto non è una problematica, chiaramente non è una problematica romana, palermitana, di Aosta, di Bologna. Non è neanche di oggi, né di ieri, né di domani. Dovrebbe andare dappertutto, fuori dai confini italiani, europei e dappertutto. Poi più chiaramente varie nazioni hanno delle dinamiche diverse, ma io credo che sono cose che accadono, quindi io mi auguro che il film possa, come dire, espatriare ed aprirsi, non tanto per il film, proprio ripeto, per queste situazioni. Noi abbiamo raccontato la violenza sulle donne con La vita possibile, ecco, qui probabilmente siamo andati un po' più dentro perché tocca di più, perché sono ragazzi, a 15 anni una ragazza, anche una donna di 40, di 50, ma una ragazza di 15 anni è molto fragile, basta una parola per distruggere, perché è un vaso di porcellana, di cristallo. E non ha gli strumenti per poter riconoscere e per potersi difendere. Quello è quello che fa la grande differenza. Lunga vita, ci auguriamo davvero che possa varcare ogni confine e possa essere visto da quante più famiglie possibili. Ivano, davvero ti ringrazio di cuore personalmente. Grazie ancora Ivano De Matteo per essere stato con noi, buona giornata. Ciao. Ricordiamo Mia nelle sale, ma adesso dobbiamo fare un piccolo break.